Beh, l'inconfondibile la 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 di Fergie fa capire che c'è lo zampino dei The Black Eyed Peas, però lui si chiama con la M Mendes e la canzone si intitola Maskenada. Sentiamo un po' chi abbiamo in linea. Buongiorno. Ancora questa storia, signora. Mi piace molto questa canzone. È bello, abbiamo capito, signora. Infatti, guardi, la prossima volta la utilizzerò a mo' di esca, signora. Come? La utilizzerò a mo' di esca. No, però non devo uscire per stare a casa. No, vabbè, Non ho sì. voglia, non ho voglia. C'è Buttellino per bere. Beh, effettivamente c'è un po' di Ieri confusione. sera abbiamo stato alla festa, ci abbiamo portato magari un anno. Beh, certo. Un anno che noi che bello, se dormiscivo, poi salutavo un Ma navario, no. con fuoco da fottino. Ma no, poverino. Ho visto che salutavo un navario, sapete? Poverino, ma poverino. Ma Calatara Marina, Ma non No, però facciamo con Anna Calatara Marina. Ma poveretto. Cazzo, si mise terreno, non montavo foto, lo stavo correre. E un anno arrivavo direttamente andavo nella farmacia da Vittorio Emanuele. Infatti questa mattina ho saputo che c'era una vetrina di una farmacia di Vittorio Emanuele danneggiata, quindi la colpa è stata la vostra. Un anno, curata stata, passa e pezza che hanno 74. Una cosa di imbecille, non ci stiamo divertendo, sai? Quale poi sono diventati i capelli bianchi dopo quell'impatto a Bettega. Nel caso del suo nonno, insomma, ce l'ha. Capite anche là, quando ne escivo. Ah, è nato così. Bene, complimenti. Signora, come va? Beh, abbastanza bene. Lei come sta vivendo questa festa oggi? Perché insomma è festa anche per lei. La viviamo come tutti i catanesi. Come tutti i catanesi. Noi scendiamo giustamente al centro, a Chiano, Certo, chiaro. scendiamo a Chiano e ci facciamo la passeggiata, poi scendiamo per il pomeriggio. Bene. Aspettiamo la disciuta delle 5 del pomeriggio. Perfetto. Liveremo tutti i fuochi, liveremo fuoco dopo. Speriamo che non farò tanta stanotte, però. No, effettivamente ce lo auguriamo tutti. Capisci, c'è il risino nell'aria, c'è il risino. Mi faccia capire, voi anche questa notte vi portate il nonno dietro? Sì, Tonanno, io è devoto, che fa? Non ce lo portiamo? L'ho capito, ma già ieri ha avuto un problema. Non un sacco, ma è devoto come tanti devoti che non c'è il sacco e stanno in presso alla festa, no? È giusto. Un anno ci tiene, poi io quando era Caruso, si voleva andare a cannolare dei pannettieri. Ah, bene. Lui di giovane ha fatto il panettiere. Bene. Per cui insomma c'era tanti amici, lui va là, li incontra. Un anno era stanga di sinistra, era stanga di sinistra anteriore. Bene. Lei mi pare che non sa perché stavo non ne capisco tantissimo di queste tecniche di trasporto dei ceri. Allora, c'avevi i stagni, no? Sì. Giusto? Ora, di quella dei panettieri, Certo, che è la giusto. più pesante, ci sono 12 portatori. Esatto. Giusto? Uno davanti, uno terreno sono i curri, perché hanno la curria di cuoio. Bene. E chi davanti che non è i comandi, che batte la mano, torna la stanga, giusto, e dai i comandi a tutti gli altri, giusto? Chi terreno controlla invece l'andatura della candelora. Bene. E queste sono le due currie. Bene. In tutte le altre candelore ci sono poi i due cuscini, cioè uno a destra e uno a sinistra, che appoggiano la spada e ghisono con una cinghia, anche loro, Bene. e però si agganciano sotto, giusto? Benissimo. E queste si chiamano cuscini, destro e sinistro. Sinistro. Poi di solito, siccome sono 8 i portatori, ci sono 2 stagni davanti, che sono quelli che c'hanno la vaddella, la presente la vaddella. Certo, come no. La vaddella è quel sacco di juta che da sotto c'è una mappina, giusto? Il sacco di juta fatto con la forma, con l'acqua, viene fatto con la forma che la stanga si ferma a dare. Esatto. E si chiama vaddella. Di solito sono una a destra e una a sinistra davanti, una a destra e una a sinistra terreni. E il nonno? Quasi tutte le candelore, tranne quella dei pastai che sono 10 portatori, e ci sono 2 cuscini a destra e 2 a sinistra, e quella dei panettieri che ci sono invece 4 stagne davanti e 4 stagne terreni. Ecco, il nonno? Un anno era stanga anteriore sinistra. Ah, prima. Perfetto. Signora, guardi, quasi lei ne sa tanto quanto Castiglia. Ma perché io sono antica. Ah, bene. Sì, non sono molto vecchia, ma sono antica. Bene. Antica nell'animo. Certamente. Bene, complimenti. Facciamo la passeggiata, andiamo a la rocaccia di Sant'Aida, ci a fare l'offetta della cera, ci facciamo una bella cera che speriamo finalmente che si raccoglie a Ignazio che non ne potevo più, veramente. Poverino. Dico che almeno ci cangiasse la testa, che ce lo menasse sul rivetro a questo ragazzo che si mette la testa a posto, si prende un mestiere sicuro, travaglia, insomma qualche cosa la fa. Beh, effettivamente, non è che può rubare arance tutta la vita. Esatto. Diciamo fare il cannarozzone dalla mattina alla sera non va bene, non va bene. Va bene, allora intanto la saluto. Signora, io la ringrazio tantissimo per averci davvero illuminato con tutte queste sue informazioni e le auguro una buona festa di Sant'Agata. Signora, mi sente? Momento, scusi. Pronto? Lei mi sente? Io la sento. Silenzio.
Ma che è successo? Opa. Vabbè, signore. Devo dare Opa, io sono inutile. Signore. Devo dare. Ma poverino, Mi piace. ma lo lasci stare, poverino, lo lasci stare. Mascarato. Va bene, signora, tanti auguri anche a lei, buona giornata.